Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania altre 2 sparatorie nella notte, a Librino scene da Far West in un condominio di Viale Bummacaro, la rissa con pistole e mitra forse per questioni legate alla droga. In via Plebiscito spari sulla saracinesca di un negozio. C'è un nuovo indagato tra gli amici del killer di Paolo Taormina, il quinto ad aver mentito ai magistrati. Assieme a Maranzano era fuggito in scooter per andare a bere una birra. La rissa sarebbe stata simulata per far uscire la vittima dal locale. A Palermo controlli a tappeto allo Zen, nuovo intervento dopo l'omicidio di Paolo Taormina, blitz con 200 uomini delle forze dell'ordine alla ricerca di armi e droga. Ad Augusta, anziana di 102 anni non cade in trappola e sventa una truffa. Al telefono un finto avvocato le chiedeva 8.000 euro per aiutare il nipote, responsabile di un incidente stradale in realtà mai avvenuto. A Gela le acque del fiume si tingono di nero ed emanano un odore acre. La procura indaga sugli sversamenti ma il procuratore Vella denuncia. Secondo la legge regionale molti scarichi sono leciti, anche se inquinano, abbiamo le mani legate. Mistero sui bronzi di Riace, erano solo 2? Ai nostri microfoni un testimone conferma l'origine siciliana. Mi dissero che li avevano pescati nelle acque di Brucoli ed erano 5. Inaugurato al Rettorato di Catania un centro studi e ricerca per il dialogo tra i popoli del Mediterraneo. L'imam fiducioso sulla fine del conflitto a Gaza, l'arcivescovo la pace si fa con piccoli passi. Calcio, stangata al Ministero per i tifosi del Catania, trasferte vietate per 3 mesi. Sul campo la squadra lavora per la super sfida contro il Benevento. Bentrovati, si continua a sparare a Catania, pistole e mitra fumanti a Librino, scene da Far West in un condominio di Viale Bummacaro, la furibonda rissa avvenuta in 2 fasi, forse per una questione legata allo spaccio di droga, e spari anche in via Plebiscito. Sentiamo Tonino De Mano. Le armi usate per un fatto semplicemente intimidatorio. È probabilmente il crack, la piaga del momento, ad avere rotto fragili equilibri, tanto che a Librino si è tornati a sparare con una certa frequenza. Dopo i 15 bossoli ritrovati in un garage che si affaccia su Viale Moncada 18, un altro inquietante episodio si è registrato ieri sera in 2 fasi in un residence di Viale Bummacaro 14, sempre a Librino. Spinte, insulti, schiaffi e pugni tra almeno una ventina di persone lasciavano pensare ad una lite condominiale, ma la realtà sembra essere un'altra, visto che dopo un'oretta di calma apparente un gruppetto di persone è tornato sul posto aprendo il fuoco con pistole e mitra. Numerosi bossoli ritrovati e nuove indagini da parte della squadra mobile che, su disposizione della procura di Catania, mantiene il massimo riservo. Bocche cucite degli investigatori, tanta paura e poca voglia di parlare dei residenti. C'è gente che ha paura, le donne eccetera eccetera. C'è paura, sì, certo che c'è paura. Adesso sono un po' troppi i casi, Viale Moncada, Viale Bummacaro, si spara facilmente? Non lo so, forse siamo ritornati ai vecchi tempi. Non lo sappiamo noi cosa è successo, solo che ieri sera è successo quello che è successo. Non è una cosa giusta, ci vuole un controllo anche che la polizia controlla, giustamente la zona anche, un controllo della sicurezza ci vuole anche. Da Librino a via Plebiscito, dove ignoti hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro un negozio di abbigliamento nel quartiere Antico Corso. Sulla vicenda in questo caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile. E adesso andiamo a Palermo, c'è un quinto indagato nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Per gli investigatori poi, e questo è un altro dettaglio, la rissa scoppiata davanti al locale della vittima era solo una messa in scena per far uscire proprio il giovane che era predestinato per la spedizione del branco dello Zen. Sentiamo Maglio Viola. C'è un quinto indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero nella vicenda che ha portato all'omicidio di Paolo Taormina. Si tratta di Vincenzo Viviano, il giovane con cui l'assassino reo confesso Gaetano Maranzano si allontanò dal luogo del delitto. Secondo gli investigatori anche lui, come altri 4 giovani prima, avrebbe mentito nel racconto dei fatti di quella sera. Fra i carabinieri si fa strada la tesi secondo la quale la rissa davanti al locale sia stata organizzata, una vera e propria trappola per far uscire la vittima predestinata. Dopo il delitto Gaetano Maranzano e
Vincenzo Viviano vengono ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre vanno probabilmente a bere una birra. Viviano, ascoltato dagli inquirenti, racconta una storia diversa che non coincide con la sequenza dei fatti ricostruita attraverso le telecamere di sicurezza. Resta da identificare un settimo giovane, si tratta del ragazzo schiaffeggiato da Maranzano davanti al locale di Taormina e andatosi a nascondere fra le auto. Per i carabinieri si trattò proprio di una messa in scena per attirare fuori la vittima predestinata e anche lui ne era complice. Intanto la movida palermitana finisce nelle cronache internazionali non solo per la violenza. Ne scrive il New York Times, che critica la scelta di trasformare via Macheda in un vero e proprio fast food all'aperto in centro, una giostra per turisti che lascia ai margini i palermitani. Un'area che però dà lavoro a 450 giovani, senza considerare che finita l'area food, via Macheda diventa terra di nessuno e non è un caso se il secondo tratto sia inserito fra le zone rosse. Ma il comune annuncia che ora si cambia, stop alle bancarelle, con la voglia di puntare sulle attività artigiane per riqualificare l'intera area del centro città. E dopo l'omicidio di Paolo Taormina a Palermo continuano i controlli a tappeti nel quartiere Zen. Questa mattina 200 uomini delle forze dell'ordine sono scesi in campo alla ricerca di armi e droga. Marco Gullà. Ancora controlli, ancora perquisizioni, ancora presidi allo Zen di Palermo dopo l'omicidio di Paolo Taormina. 200 uomini tra poliziotti, carabinieri e finanzieri hanno setacciato magazzini e abitazioni tra i casermoni dello Zen 1 e 2. Il quartiere palermitano è ormai cinturato, si controlla ogni angolo, ogni magazzino alla ricerca di armi e droga e ulteriori tasselli che possono ricondurre all'omicidio del 21enne Taormina. Sul solco di quanto già avvenuto giorno addietro e sulla base dei riscontri investigativi già acquisiti, l'intervento di oggi da parte delle forze dell'ordine rientra in un programma coordinato di controllo sistematico del territorio avente come obiettivi specifici la ricerca di armi e droga, il controllo mirato di persone e veicoli in transito presenti nelle aree sensibili, soggetti destinatari di misure di prevenzione e di sicurezza. Come è successo giorni fa, i controlli sono anche su auto e moto e poi accertamento di violazioni amministrative, licenze, autorizzazioni e regolarità delle attività commerciali. Non sono mancati, come di consueto, momenti di tensione con alcuni residenti che non gradivano la presenza delle forze dell'ordine nel quartiere. In cielo un elicottero sorvola sul comprensorio, restituendo immagini in tempo reale alla sala operativa per ulteriori approfondimenti e che in presa diretta inviano immagini alla sala operativa della questura. Un controllo capillare, pressing sullo Zen e su alcuni residenti. Salvatore Tuccio D'Urso si è autoliquidato la somma di 139.000 euro come compenso per il suo ruolo di responsabile unico del piano di potenziamento della rete ospedaliera siciliana durante il Covid, senza averne titolo. La Guardia di Finanza di Palermo questa mattina gli ha sequestrato la stessa cifra su disposizione del GIP, che ha accolto la richiesta dei procuratori europei. Intimidazione a un imprenditore di Misilmeri che sta eseguendo lavori nell'impianto sportivo di Piano Stoppa. Gli operai dell'impresa hanno trovato i lucchetti con le serrature piene di colla. Il titolare della ditta ha sporto denuncia, come aveva già fatto mesi fa quando la sua ditta di Casteldaccia aveva subito danneggiamenti. Rapinò la posta di Mascalucia in provincia di Catania, minacciando il direttore con un taglierino puntato alla gola. Per quel colpo adesso c'è un arrestato. Eva Spampinato. Ha un volto e un nome l'autore della rapina all'ufficio postale di Mascalucia nel Catanese. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Mascalucia, coordinati dalla Procura di Catania, hanno identificato il presunto responsabile, Salvo Termini, 35 anni, di Aci Sant'Antonio. Rapina, lesioni personali aggravate, porto d'armi e oggetti atti ad offendere, le accuse per cui è stato arrestato. Fondamentali le immagini di videosorveglianza raccolte nei dintorni. Un colpo violento e ben pianificato, quello messo a segno il 9 maggio scorso all'ufficio postale del grande comune etneo. Armato di taglierino, l'uomo fece irruzione nei locali minacciando il direttore, puntandogli la lama alla gola per farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse. Non potendo però accedere alla cassaforte protetta da un sistema a tempo, il rapinatore si accontentò di 959 euro, fuggendo col bottino e usando il direttore, ferito alla gola, come scudo umano. A Trapani, agenti penitenziari hanno trovato 4 telefonini nelle celle di altrettanti detenuti nel corso di una perquisizione straordinaria in carcere. Sul caso, l'ennesimo oltre le sbarre, indaga la polizia penitenziaria.
Lo hanno cercato per giorni anche con l'aiuto degli elicotteri per poi trovarlo nascosto dentro un casolare in campagna. Protagonista un 45enne di Milazzo che lo scorso 16 ottobre è evaso dai domiciliari a cui era stato ristretto dopo aver minacciato l'ex tentando di bruciare la sua auto. I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dal braccialetto elettronico indossato dall'uomo e hanno raggiunto la sua abitazione dove hanno trovato una bomba artigianale presumibilmente destinata a distruggere alcuni effetti personali del 45enne. Si è reso quindi necessario l'intervento degli artificieri del comando provinciale e i carabinieri di Palermo per scongiurare ogni pericolo anche per i residenti dello stesso condominio. Le ricerche si sono poi estese oltre l'area di Pace del Mela. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri in un casolare. E adesso andiamo ad Augusta, dove un'anziana donna di 102 anni ha tanta lucidità ed è riuscita a far sventare una truffa. Le avevano telefonato dicendo che era un avvocato che voleva 8.000 euro per salvare il nipote che aveva fatto un incidente, ma in realtà era tutto falso e la donna ha fatto arrestare il suo truffatore. Sentiamo Francesco Aloi. Signora, buongiorno. La signora Amelia ci apre la porta di casa, ha 102 anni e per la sua età ha una lucidità fuori dal comune. Con la sua astuzia è riuscita a sventare una truffa. Un finto avvocato la chiama al telefono e chiede 8.000 euro per aiutare il nipote, responsabile di un incidente stradale, in realtà mai avvenuto. Parla l'avvocato Bianchi, che mi avevano dato il numero telefonico, parla con il giudice per non farla andare in carcere. Quindi lei si prepari a cercare gli altri soldi, va bene? Ma poi non è venuto, io ho telefonato alla polizia. Gli agenti del commissariato di Augusta arrivano subito, ma dei truffatori non c'è traccia. Come ha risposto, per come ha reagito ai malfattori, ha messo in allarme gli stessi che dunque non hanno ritenuto di portare a compimento la truffa. I consigli da seguire in questi casi Amelia li conosceva, ne aveva già sentito parlare. Allora perché ho chiamato la polizia? In modo che la polizia venisse a vedere questo signore. Nel mirino dei truffatori ci sono gli anziani, ma non solo loro. Però di truffe se ne continua a parlare e a cadere nella trappola ormai sono davvero in pochi. Sulla bontà delle campagne che avviamo costantemente, soprattutto anche nelle parrocchie, ma anche appunto attraverso le classiche attività di promozione. Chiamate prima di tutto la polizia che vi assiste e cerca di mantenere l'ordine. E adesso vi parliamo del paradosso degli inquinamenti, acque che si tingono di nero, di viola, perfino di rosa e un odore acre che da anni accompagna il fiume Gela. La procura indaga sugli sversamenti, ma il procuratore Vella denuncia. Secondo la legge regionale molti scarichi sono perfettamente leciti, anche se inquinano. Abbiamo, dice il procuratore, le mani legate. Gerry Italia. Il fiume Gela da anni l'acqua cambia colore, nera come l'olio, viola, a volte persino rosa e quando scorre sprigiona un odore acre quasi insopportabile, una scena a cui i gelesi ormai si sono abituati. Le segnalazioni di sversamenti si ripetono da anni, acque maleodoranti, schiuma bianca, pozze innaturali, ma il paradosso è che, almeno in parte, tutto questo sarebbe perfettamente legale. Sul fiume ci stiamo lavorando seriamente, non è detto che riusciamo ad arrivare a condotte che sono sanzionate penalmente, perché in Regione Sicilia, che è una regione a statuto speciale che quindi ha la sua autonomia, determinate attività che in altre regioni sono coperte con norme che consentono l'attivazione di una tutela penale, qui non lo sono. Faccio semplicemente un esempio. Nella nostra area industriale abbiamo circa 100 aziende. Queste 100 aziende, la raccolta delle acque dei piazzali, quindi quando piove la raccolta delle acque dei piazzali, non devono andare in depurazione, quindi possono essere scaricate liberamente nei fiumi. 100 piazzali, 100 aziende, ogni pioggia trascina nel fiume tonnellate di sostanze chimiche, un sistema che la legge regionale considera regolare ma che altrove, in regioni come Toscana o Puglia ad esempio, sarebbe vietato. Attività lecite, non punibili penalmente, il cui impatto ambientale però è enorme. Ecco perché servirebbe una scelta politica per cambiare le norme. Queste sono scelte chiare che dovrebbe fare oggi la politica.
e quindi in determinati casi noi ci troviamo con le mani legate. Finché tutto resterà lecito, il fiume Gela continuerà a cambiare colore, insieme alla coscienza di un territorio che chiede giustizia ambientale. Un alone di mistero circonda da tempo i bronzi di Riace, erano solo 2 e dove vennero trovati realmente? Ai nostri microfoni un testimone conferma l'origine siciliana, mi dissero che li avevano pescati nelle acque di Brucoli ed erano 5 statue. Oggi la prima puntata della nostra inchiesta con Lorena Dolci. Emersero il 16 agosto del 72 dai fondali di Riace, al largo delle coste calabresi. 2 capolavori dell'arte greca in perfetto stato di conservazione, senza nome, senza storia, ma con un passato di 2000 anni. Li chiamarono statua A e statua B per tutti i bronzi di Riace. Ma erano davvero solo 2 e sono rimasti sempre su un fondale profondo appena 9 metri? Tanti dubbi, evidenti anomalie ed un alone di mistero circondano da 50 anni i 2 guerrieri. Nel frattempo, 2 archeologi americani avanzano l'ipotesi siciliana, e cioè che ben prima della scoperta in Calabria le statue siano state trovate nel mare di Augusta e trafugate per venderle all'estero. Le rivelazioni rimasero inascoltate per anni, finché nell'estate scorsa un nuovo testimone, il signor Enzo, nome di fantasia, rivela nuovi dettagli. I bronzi erano stati pescati a Brucoli. Dettomi da colui il quale ha diretto tutto il trasporto verso la Calabria e poi hanno venduto. Tutto il resto sono rimasti questi 2. All'epoca il signor Enzo faceva affari in Sud America proprio con questo faccendiere, un losco personaggio legato a doppio filo con 'ndrangheta e politica. Ma la rivelazione riguarda anche il numero, non solo 2 bronzi, ma un intero gruppo scultoreo. A Brucoli abbiamo pescato i bronzi cosiddetti di Riace. I 2 bronzi a Brucoli, io ho detto 10, no. 5 statue e 2 leoni. Negli ultimi mesi i testimoni si moltiplicano aggiungendo nuove tessere al mosaico, mentre al lavoro ci sono anche 6 università che stanno per mettere il sigillo scientifico all'origine siciliana dei bronzi. Un nuovo ponte tra le sponde del Mediterraneo. Nasce a Catania il Centro per la ricerca e il dialogo mediterraneo, un'iniziativa per promuovere pace, cultura e cooperazione tra le sponde del Mare Nostrum. Eva Spampinato. Noi viviamo oggi in un mondo pieno di conflitti e di contrasti e per questo la diplomazia, il dialogo è l'unica via. Il dialogo come base fondamentale e necessaria per la pace, un dialogo interreligioso e interculturale come quello promosso dal nuovo Centro Studi per la Pace sulle sponde del Mediterraneo, che è stato presentato questa mattina al rettorato dell'Università di Catania alla presenza dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, dell'ambasciatore algerino in Italia Mohamed Khelifi, dell'imam di Catania, del medico di Lampedusa Pietro Bertolo e del presidente della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo. I politici non hanno riuscito a fare qualcosa per tutti i massacri e tutti i conflitti del Mediterraneo e questo centro è un'istituzione indipendente mirata alla ricerca scientifica, studiare rigorosamente le dinamiche del Mediterraneo sia dal punto di vista culturale, sociale, ambientale. L'obiettivo è quello di promuovere una cultura di pace, rispetto e solidarietà, rafforzando la diplomazia culturale e spirituale nell'area mediterranea. È molto importante anche non utilizzare mai la religione come uno strumento di lotta politica o di discriminazione e da questo punto di vista io credo che sia molto importante che questi incontri non avvengano semplicemente in luoghi religiosi, ma in luoghi che dicono la laicità di uno Stato che assicura la libertà religiosa. Adesso una breve pausa, tra poco. Il Tribunale del Lavoro di Catania ha dichiarato antisindacale la condotta della Cosedile SPA, che aveva esteso a tutti i dipendenti un accordo aziendale sottoscritto considerato peggiorativo rispetto al contratto nazionale. La CGIL parla di sentenza storica. Desiree Ferlito.
Sentenza storica sul lavoro edile in Sicilia. Il Tribunale del Lavoro di Catania ha dichiarato antisindacale la condotta della Cosedil SPA, che aveva esteso a tutti i dipendenti un accordo aziendale sottoscritto lo scorso febbraio con la sola rappresentanza sindacale unitaria degli impiegati. La giudice Chiara Cunzolo ha stabilito che l'intesa non può avere valore generale per l'intera azienda, ma resta applicabile esclusivamente ai soli lavoratori della sede catanese. Grande soddisfazione dei sindacati. Secondo Fillea CGIL e Feneal Will, l'accordo aziendale contestato introduceva deroghe peggiorative rispetto al contratto collettivo nazionale dell'edilizia. Valutazione dello straordinario piuttosto che dei tempi determinato o di altri diritti che riteniamo già siano ampiamente disciplinati dalla contrattazione nazionale. Questa sentenza, hanno dichiarato, riafferma il valore del contratto nazionale e della rappresentatività democratica nei luoghi di lavoro. In una nota Cosedil sottolinea che il Tribunale di Catania ha escluso condotte antisindacali nei confronti di Fillea CGIL, riconosciuto la piena legittimità del comportamento aziendale in relazione agli obblighi di informazione e consultazione sindacale e confermato la regolarità delle procedure di elezione della RSU. Culle vuote anche in Sicilia, il crollo delle nascite sancito dai dati Istat colloca l'isola in fondo alla classifica con dati allarmanti su Enna e Trapani. Sicilia dunque a due velocità, divisa però tra mamme giovanissime e madri over 35. Roberta Lunghi. Culle sempre più vuote anche in Sicilia. I numeri Istat confermano che la regione vive una crisi demografica drammatica. Nel 2024 le nascite nell'isola sono state circa 33.600, con un calo del 5,3% rispetto all'anno precedente, che supera di gran lunga la media nazionale del meno 2,6%. Maglia nera nell'isola Enna e Trapani, rispettivamente con un calo nascite dell'8,4% e dell'8%. L'unica provincia con segno positivo è Agrigento, più 0,3%. Nel 2024 il numero medio di figli per donna scende in Sicilia a 1,27, mentre la media nazionale raggiunge il minimo storico, 1,18 figli per donna. Ma è sull'età delle neomamme che la Sicilia mostra il suo costante paradosso. Se da una parte rispecchia il trend nazionale, laddove l'età media al parto è di 31,7 anni, con molte che superano i 35 anni, dall'altra, in alcune aree dell'isola, soprattutto nelle province più svantaggiate, persiste la crescita dei numeri di ragazze tra i 15 e i 19 anni che diventano madri. Sono due facce di una stessa crisi, dunque, con l'esigenza e l'urgenza di una inversione di tendenza. E qui la palla passa a politica, istituzioni e scuola, perché la cultura e l'informazione sui pericoli di un crollo demografico rappresentano la possibile chiave di volta. Subito dopo il telegiornale vi ricordo l'appuntamento con il sindaco. In studio ci sarà Enrico Trantino che risponderà alle vostre segnalazioni, con accanto il direttore Michele Cucuzza. Potete scrivere un messaggio al 342 7455 005. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, è arrivato un duro provvedimento per i tifosi del Catania, 3 mesi senza trasferte dopo gli incidenti di Salerno con i tifosi della Casertana, e questo dopo la vittoria sulla Salernitana e prima del match col Benevento, con l'entusiasmo della piazza altissimo, tanto che si prevede un nuovo record stagionale al Massimino. Sentiamo Francesco Triolo. Gli scontri in autostrada con i sostenitori della Casertana dopo Giuliano Catania costano caro ai tifosi rossazzurri. Il Ministero dell'Interno ha disposto infatti 3 mesi di stop alle trasferte della tifoseria etnea a causa degli incidenti sulla A2 poco fuori Salerno, ma anche per i disordini avvenuti la mattina stessa agli imbarcaderi di Messina tra gli stessi tifosi catanesi, che quindi non potranno seguire la squadra a partire proprio dalla prossima trasferta, venerdì 31 a Caserta. Un provvedimento che arriva in un momento di grande entusiasmo per il Catania, che si prepara a vivere un nuovo pienone per la partita contro il Benevento di domenica prossima, se è possibile ancora maggiore di quello registrato contro la Salernitana. Il Massimino, che domenica scorsa ha fatto registrare il record stagionale di spettatori a quota 18.777, è pronto per un'altra giornata di grande festa. Per la gara contro il Benevento, in testa alla classifica insieme alla Salernitana, ad appena un punto dai rossazzurri, già esaurite le 2 curve e la disponibilità in tribuna A è bassa.
A differenza della partita con la Salernitana, stavolta il settore ospiti sarà aperto, possibile quindi prevedere circa 20.000 presenze, complice l'entusiasmo generato dal 2-0 alla squadra di Peppe Raffaele. Sul fronte squadra la ripresa degli allenamenti ha portato una buona notizia ed è quella legata alle condizioni fisiche di Alessandro Raimo. Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori controlli medici ed esami diagnostici che hanno scongiurato il rischio di intervento chirurgico. Adesso dovrà seguire un percorso personalizzato di riabilitazione dopo il serio trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso di un allenamento. Difficile fare ipotesi sul rientro, ma potrebbe avvenire ad inizio dicembre. Intanto però c'è da preparare la sfida di domenica e Toscano ha avuto la conferma domenica scorsa che può contare su una rosa di altissimo livello. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Vi lascio con l'appuntamento con il sindaco Enrico Trantino. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.